Deputati agrigentini assenti, tutti o quasi impegnati. Nessuno di quelli che siedono tra i banchi di Montecitorio, Palazzo Madama e Sala d'Ercole si è reso disponibile per partecipare alla seduta aperta e straordinaria di Aula Sollano che si è tenuta ieri pomeriggio, appositamente convocata per accendere riflettori sul grave fenomeno dell'erosione della costa. Assente anche il governo siciliano, assenti gli uffici regionali competenti. E in questo scenario certamente non esaltante, poltrone vuote anche tra gli inquilini di Aula Sollano, presente solo qualche ambientalista e qualche tecnico, poi un silenzio assordante. Come affrontare il problema? Purtroppo non vi era alcuno in Consiglio Comunale che potesse darci delle risposte e quindi diciamo che alla fine è stata una seduta infruttuosa. Quindi una seduta che non è servita a nulla. Ma diciamo che non è servita a nulla, no, però deve seguire almeno un tavolo tecnico a questa seduta, se no è veramente non è servita a nulla. Quali sono le possibili soluzioni per poter risolvere questo fenomeno che è sempre attuale e che minaccia i litorali? Allora, è un fenomeno molto grave, soprattutto in posti molto vicini a noi, tipo Eraclea Minoa, ma anche ad Agrigento. Bisogna fare degli studi, innanzitutto degli studi delle correnti, ma la cosa più importante è intercettare i progetti anche a livello comunitario che ci permettano di fare questi studi nel più breve tempo possibile e dare delle soluzioni che non possono essere locali ma debbono essere generali per tutta la nostra costa, per tutti i nostri 16 km di costa. A lanciare l'allarme erosione era stata proprio l'associazione ambientalista Mare Amico. Claudio Lombardo è stato tra i primi a relazionare, illustrando gli effetti del fenomeno erosivo nel territorio. A richiedere da tempo una seduta straordinaria del Consiglio Comunale era stato Gerlando Gibilaro, che oggi esprime soddisfazione per l'approvazione in aula della mozione che impegna l'amministrazione Firetto ad attivarsi presso gli enti che hanno competenza al fine di adottare tutte le soluzioni possibili per arrestare il fenomeno dell'erosione della fascia costiera. Parla di occasione perduta e di seduta fallimentare invece il consigliere comunale di Forza Italia William Giacalone. Le assenze sono uno schiaffo all'Aula Tuone Giacalone, ma soprattutto sono uno schiaffo al sindaco Firetto che non riesce ad avere peso nelle interlocuzioni con le istituzioni.